e lui mi ha fatto bere il grodino, non la birra perché devo guidare, nel corno. Ciao ragazzi, nuova puntata di karaoke velatissimo, direttamente dall'altopiano di Asiago, in Alto 25, siccome Gonogo è limousine, dopo ci saranno anche gli altri. I vostri nomi? Mattia, Nicola, Federico, Walter. Ha una storia, quindi siamo qui ad orecchie aperte, solo orecchie, qualcos'altro diverte, ma io dopo, bella maglietta, guarda, raccontateci la vostra storia. gli altri venivano dall'altopiano di Asiago, quindi da terra cimbra. Di questa popolazione che perde le sue radici nella storia, però sostanzialmente sono delle popolazioni germaniche che si derivano probabilmente da un po' prima del periodo medievale, durante il periodo di invasioni barbariche, sui nostri monti, quindi dalla parte nord europea si stabilisce sui nostri monti come su altre zone. Su altri abbiamo qua questo nostro retaggio culturale particolare di minoranza anche linguistica, perché è una delle cose fondamentali della nostra cultura che è rimasta la lingua cimbra. La lingua cimbra. È una lingua imparentata con l'antico alto tedesco, quindi è un tedesco arcaico. Il nome della vostra band cosa significa? Guardiani del bosco. Guardiani del bosco. Sono i fondatori di questa grande band. Beve, quindi i bar ghiacciamali, perché questi qua doveva far fuori al bar. Come diceva il nostro amico Saggio, per suonare folk l'importante è bere. Il vostro outfit per i concerti? Kilt. Da una vita che costa dove sotto al kilt. Che sei il pantasso? Vi mettete mutandine, leggings, pantaloni, insomma c'è qualcosa? Di solito che avevamo mutande col gaio. Col gaio. Si doveva riapportare le mutande, però diciamo che io provavo che a volte non suonava senza mutande è stata merda. Sfatato un mito. Dopo magari la gente sotto il palco non si mica tanto contenta di vedere sotto le dipende se il pubblico femminile metti anche su Noi siamo altri che siamo un po' più su stampo germanico e che differenza c'è? Questo vestiario storico, diciamo un po' quello che era il vestiario antico delle popolazioni germaniche. È un po' di rievocazione storica anche con il vestiario, ovviamente. Ma dove viene fuori questa idea? Questa crapa Perché hai detto creiamo sto gruppo? Perché? Da dove nasce? Perché non che c'era niente del genere Prima suonavo heavy metal. Heavy metal. Ho un porcello in macchina. Ma perché? Quindi un po' provando, combinando queste sonorità, questi spunti, dopo ho trovato, scoprendo che dopo comunque è una roba che va avanti dagli anni 80-90, il folk metal, però in altri adesso là insieme alle montagne mai sentito parlare di questa roba. Scoprendo queste robe e pian piano abbiamo trovato dei gruppi, dei spunti per fare dei canzoni, perché siamo nati come cover band di fatto. E cover band abbiamo cominciato un po' con Dropkick Murphys, roba celtica. Perché sai qualche frase, un po' come lo hanno altri, non so, che sboro, limona, le frasi che dici? La trinca, devo bere, è parte fondante della cultura cittadina. Bevimo, mangiamo e cantemo se te vuoi essere contento. Se te vuoi essere contento. Trinca bar, sinca bar, escabur, escalibur. Ma Walter io parlè anche tra voi altri il cimbro? troppo no. Non dico se è italiano. Ma che c'è ancora gente che parla dai fatti vostri? Io mi sono andato a studiare da anni il cimbro e c'è l'Istituto di Cultura Cimbra che promuove la lingua e la cultura e promuove anche dei corsi di lingua. Scheisse! Eine scroffinga fate scroffini. Ma perché? Comunque qua mi sento a mio agio perché dai 5 tosi che finalmente che sono a tosa. Dice tutti scavignoni ragazzi. Mi sento in mezzo ai miei fratelli. Se ne frega di cosa penserà. Ma che... Anche questa che abbiamo appena ascoltato sta scritta più che altro anche un po' come critica per il fatto che stava veramente un calio dei locali che fa suonare gente. E ora sti locali dove sei che c'ha
mastitosi. Oh. Fatica andare fuori a suonare, proporre anche quello che ti fai. E ora è un po' quello che nonostante un altri siamo ancora qua a fare festa. Voi ci siete su Facebook? Ciao. Come si chiama la vostra pagina? Balt. Tutta. E il canale YouTube? Sempre Balt. Quanti anni suonate? Mise Correva l'anno. 12-13 anni che sono. 13 anni. Quanti anni avete per Io 24. 27, 21. strumento col manico lungo? E qua è il corno della Sorana, ragazzi, guarda! E che mette il bere qua? Oh ragazzi, qua abbiamo il resto della ciurma dei Baltari. Buttarsi io canera, voglio ancora imparare. Jonathan? Il cantante. Mi sono sempre mi. E Ilaria all'organetto. Guardate, se me lo Ce metti l'hai? in mano all'assicurazione, guardate, è bellissimo. Allora, c'è il manego, uno, due, c'è tre. che altro manego? Grande Chris. Bellissimo, guardate, mi sono innamorato di un organetto, Direttamente mi sono innamorato fino adesso degli organi e adesso mi innamoro dell'organetto. Ti vedo un altro strumento molto particolare, un bazooka, è un buzuki. E sai la storia di questo strumento? È uno strumento popolare che è originario della Grecia, ma anche Della una Grecia? versione- Forse un mandolino, ma questo si massa lungo, massa il manego lungo. Però è una chitarra. Poi che sai che è il Tin Whistle? Il? Tin Whistle. Oh, e che cos'è? È Vediamo. flauto, un flautino. Essenziale questo. Team Whistle. Tin Whistle. Quello l'ha fatto lui a mano però, questo l'ho comprato, quello l'ha fatto lui. Posso vederlo? L'ha fatto lui, cioè qui hai intagliato, il guy intaglia un tocco di ramo, ma suona. A volte, non sempre. Ora il corno non so. Il corno, è il corno! È il corno, ragazzi! Il corno di Assorana da soranare. Che si Zeri quasi. Aspetta, mi manca l'aria, aspetta come svariò. No, avevo l'asma, no. E anche il tamburello. Drink, buying, drink. Drink, buying, drink. Vabbè. Bevi vino, bevi. Bevi vino, bevi a bere. Aldo stavolta la farò giusta. Drink, buying, drink. Un hörtan lastig glas verdad. Triggabar, sigabar, essabar. Aspildo lo stig sai. Net mehr trinken, net mehr essen, aspindo lustig sein. Jeden Tag, Che moro! Anche io cammino. Quando ritrovi la strada di casa, quando poi pensi al tempo passato, rievochi ricordi, memorie lontane, feste e serate da ricordare. A fare festa, chi se ne frega, chi cosa penserà. Prossimo concerto volevo vederti. Dai che ho fatto qua in zona. Dai, Un bel dai, feston dai. bueo. Un bel feston bueo. L'idea era proprio una specie di canzone di protesta contro magari gestori che non credono più nelle band, no? Che fa musica propria o qui che esatto. Bisogna dare spazio anche ad altri, no? Non solo cover band. Devo conoscere tutti, cazzo. Cioè, Vasco Rossi che rompe i coglioni, Dio. Dighe. Oh, no. Tutti saranno famosi, amici. E dopo le nostre band locali, le nostre robe, Non trova la spazio. nostra cultura, nessuno ne caga che sto Esatto. fare. E te chiede, ma quanta gente mi porti e quanto mi costa? Ma così, se no, se dà possibilità di farsi vedere, è normale che la gente non sa. Perché deve essere veramente un attimo. Merda. Open your mind. Zio Orso. Buongiorno. Ecco. Dica che ascolta anche io il Baltrat. Signori, ascoltate il Baltrat anche avanti. Ascoltare anche io qua. Io capito. E gli orsi si netto piano, Chi sei Orsi? Zio Orso, lei Orsi. Baltut vuol dire guardiani del bosco. Gli altri puoi venire tranquillamente in netto piano perché siamo altri. Ah, che Bel corno di birra. Una cimbra. Questa la canti tu. Te la dedico, visto sei una donna cimbra da dentro. Sono una cimbra dentro, cazzo. E allora tutto per te. Oh, amore. L'uomo tratto da quel corpo e richiamato in mezzo al bosco, una danza senza dente,
Forse che c'è dei serpenti. Silver, disse quando me lo apri. Silver, sono impermeabili. Allora qui parla della donna cimbra, di com'era la donna cimbra, interpretata come Anguana, come una magica, no? Una maga. Una maga, Sì, cimbra. un'attrice, erano leggende cimbra. Che figata. A me attira un sacco quel mondo. Tutti si cimbra. So cimbra anche a me. Comunque il ritornello parla Zimmerweib, iste pulte a memme frico. Anzi, c'era una volta con le donne cimbra, c'era polenta e frico. Fricco. E frico è un mix di formaggi tipici, no? Della Toppiana. Ok. Zimmerweib, dis Nimmermernik, vuol dire adesso Zimmerweib non c'è più, però cerchiamo di mantenerla, ecco, ma Nimmermernik mai più niente. Teniamo viva la tradizione. Oh là. E questo è il messaggio di questa puntata che possiamo dare, no? La tradizione e la cultura, insomma, che il Veneto non è solo bestemmie e imbriagarsi, il Veneto è un mondo molto, molto ampio di cultura e tradizione all'interno e vogliamo farlo capire e tramandare a tutti quanti. Che è uno dei nostri scopi primari. Esatto, per tenere viva. Promuovere quello che è la nostra cultura e che è di andare dimenticato. So cimbra anche a me dentro. Esatto. Sina Zimmerweib. Sono una cimbra ragazzi, andate a vedere la pagina Facebook e il canale YouTube dei Balta Hutter e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao fiai! Gasunter! Ormai Scott!